Buona domenica e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Da domani al via le prenotazioni della terza dose di vaccino per gli over 40. Le richieste del booster già nella scorsa settimana avevano fatto registrare un notevole aumento. Sentiamo. Come annunciato venerdì dal vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, a partire dalle ore 14 di domani, lunedì 22 novembre, sarà possibile anche per gli over 40 prenotare la vaccinazione della dose booster, comunemente definita terza dose. A tal proposito potranno essere utilizzati tutti i canali in uso in Friuli Venezia Giulia, call center, CUP, farmacie e web app. La dose di richiamo può essere effettuata da tutti coloro che, nati nel 1981 o prima, si sono vaccinati da almeno 180 giorni, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato nel ciclo primario. In virtù dell'attuale evoluzione della pandemia è essenziale, aveva spiegato Riccardi, che soprattutto coloro che appartengono a categorie a rischio, come gli ultrasessantenni, i portatori di patologie croniche che determinano fragilità e gli operatori sanitari, si sottopongano alla somministrazione della terza dose, al fine di ottimizzare la risposta immunitaria contro il virus SARS-CoV-2. Come noto, i contagi continuano ad essere in salita e per questo si stanno anche studiando nuove regole per limitare la diffusione del Covid. Nel frattempo, la terza dose ha registrato proprio in Friuli Venezia Giulia un'impennata passando dalle 14.000 dosi della scorsa settimana alle 15.734 negli ultimi 7 giorni. E da domani, con le aperture delle prenotazioni agli over 40, è attesa una nuova accelerata alle prenotazioni. Andiamo quindi a vedere i numeri di ieri del bollettino in Friuli Venezia Giulia, perché ieri in Friuli Venezia Giulia su 8.190 tamponi molecolari sono stati rilevati 586 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,16%. Sono inoltre 17.801 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 74 casi. Nella giornata ieri si sono anche registrati 4 decessi, una donna di 90 anni di Muggia, un uomo di 86 anni di Spilimbergo, un uomo di 75 anni di Brugnera e un uomo di 72 anni di Trieste. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono a ieri 26, mentre i pazienti in altre parti risultano essere 206. I decessi complessivamente ammontano a 3.926, totalmente guariti sono 115.709, clinicamente guariti 127, mentre le persone in isolamento risultano essere 5.550. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 125.544 persone. Relativamente ai casi registrati all'interno del Servizio Sanitario Regionale, nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi 3 terapisti, 2 infermieri, un medico, un operatore sociosanitario e un tecnico. Nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 3 infermieri, un medico e 2 operatori sociosanitari. Nell'azienda sanitaria Friuli Occidentale un amministratore e un tecnico. Per quanto riguarda infine le residenze per anziani sono stati rilevati 8 casi tra gli operatori e 6 tra gli ospiti. Come facilmente intuibile, in seguito ai dati dei recenti bollettini Covid, la zona gialla verrà confermata già a partire dal lunedì 29 novembre, ma già si guarda a quella arancione. Eppure i dati sono più confortanti rispetto ad un anno fa. I casi sono diminuiti del 30%, nonostante i tamponi siano triplicati. I ricoveri sono diminuiti del 50% e i decessi addirittura del 70%. Vediamo il servizio. Salgono i contagi in Friuli Venezia Giulia, ma preoccupano ancora di più le incidenze dei ricoverati in terapia intensiva in area Covid, registrati altri 669 casi su quasi 26.000 tamponi. La percentuale di positività sui dispositivi molecolari si attesta al 7%. Salgono i pazienti in terapia intensiva che sono 26, mentre quelli in altri reparti fanno un ulteriore balzo in avanti, sfondando quota 200 arrivando a 206, 4 i decessi. Con questi numeri Friuli Venezia Giulia entrerà in zona gialla automaticamente dal lunedì 29 novembre, ma già si guarda la zona arancione. Con questo trend, con 10 ricoverati al giorno, la regione si troverebbe in arancione a metà dicembre, il che vorrebbe dire, in base al decreto in essere, palestre, piscine, teatri e cinema chiusi e il ritorno del coprifuoco dalle 22 alle 5. Per questo motivo il governatore Fedriga chiede che questa penalizzazione non venga pagata dai cittadini vaccinati e ricaduta dalle aziende. Chiede anche più controlli al confine, dove Austria, che da lunedì per 10 giorni sarà in lockdown, Slovenia e Croazia sono ormai al collasso. Il governo dal canto suo starebbe valutando diverse soluzioni: il Super Green Pass con limitazioni per i non vaccinati in caso di passaggio delle regioni già dalla fascia gialla, un anticipo dei richiami a 5 mesi e una riduzione della validità dello stesso certificato verde da 12 a 9 mesi.
Nel frattempo la terza dose ha registrato proprio in Friuli Venezia Giulia un'impennata, passando dalle 14.000 della scorsa settimana alle 15.734 degli ultimi 7 giorni. Eppure, nonostante gli allarmismi, la situazione rispetto a un anno fa è nettamente migliorata. Il 20 novembre di un anno fa, infatti, la regione era in zona arancione e stava valutando eventuali zone rosse. I contagi avevano sfondato quota 1000 al giorno e quel che è peggio, gli ospedalizzati erano oltre 500 e si contavano in un sol giorno 28 decessi. Oggi i ricoverati sono la metà, le morti sono diminuite addirittura del 70%. In un anno, colori a parte, c'è un'arma in più e si chiama vaccino. Parliamo adesso di occupazione. Tante le aziende a caccia di lavoratori specializzati, una vera e propria emergenza che si è notata anche alla Fiera del Lavoro ALIG. Ieri al Teatro Nuovo di Udine un'ottantina di aziende hanno effettuato addirittura 800 colloqui con altrettanti candidati. Il rettore dell'Ateneo Friulano: chi si laurea da noi trova occupazione il più delle volte nell'arco di pochi mesi. Sentiamolo. Marco Sartor è il presidente di ALIG, la Fiera del Lavoro. Di fatto le imprese incontrano i potenziali lavoratori, i potenziali candidati. Com'è andata oggi, Marco? Ma è andata molto bene, abbiamo avuto 72 aziende che hanno incontrato oltre 800 candidati, sono stati fatti alcuni migliaia di colloqui e le aziende sono molto soddisfatte. Ovviamente nei prossimi giorni sapremo anche quanti di questi incontri porteranno alla firma di un contratto di lavoro, però diciamo le premesse sono ottime. Marco, qual è la figura più ricercata? Allora, come sempre le figure più ricercate sono informatici e ingegneri, questo è un po' un leitmotiv di tutti gli eventi che abbiamo fatto finora, però la novità è che ormai statistici, matematici e anche laureati in economia e giurisprudenza hanno un mercato importante. Mai come in questo momento all'Università di Udine abbiamo tantissime offerte di lavoro e quindi siamo pronti a mettere in contatto domanda e offerta. Senta, percentualmente chi esce dalla vostra università in quanto tempo trova un'occupazione? Beh, qui dipende, ci sono settori in cui trovano sbocco, ahimè, durante il periodo di stage in azienda, vediamo informatici, una parte degli ingegneri, viticoltori in energia, però diciamo sono per alcune materie, soprattutto quelle tecnico-scientifiche, si va sulle lauree magistrali anche a periodi di 1 o 3 mesi, massimo un anno, però poi abbiamo percentuali fino a 3 anni dalla laurea in cui arriviamo anche al 90% di persone collocate nel mondo del lavoro. Diciamo che uno dei nostri vanti è di avere un'ottima percentuale di placement nelle varie classifiche italiane che vengono fatte, anche quelle dal Censis, e credo che molto sia merito anche di iniziative come questa di oggi. Passiamo alla cronaca. Un 69enne di Tor Viscosa è deceduto in seguito ad un malore accusato mentre era in sella alla sua mountain bike. La tragedia è avvenuta su una strada bianca delle Prealpi Trevigiane mentre il friulano era intento ad affrontare una salita che lo avrebbe portato al rifugio qui in Tortiglieria Alpina sul Col Visentin. L'allarme è scattato attorno alle 14. Sul posto sono intervenuti poco dopo gli uomini del soccorso alpino in supporto ai sanitari dell'elisoccorso. La vittima stava percorrendo una strada bianca in compagnia, 1 chilometro sopra Forcella Zoppé. Poiché l'elicottero di Treviso Emergenza non poteva avvicinarsi per la presenza di nebbia, la missione è stata affidata all'eliambulanza del SUEM di Pieve di Cadore. Purtroppo, una volta sbarcati sul posto e aver tentato le manovre di rianimazione, all'equipe medica non è restato che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche una squadra di soccorritori. La salma è stata affidata ai carabinieri di Cison di Valmarino e al carro funebre. L'evoluzione della situazione pandemica obbliga il Comitato Staffette Teleton Udine a prendere una decisione sofferta. La corsa in presenza, in programma il 4 e 5 dicembre nel cuore della città, non si farà. Le condizioni attuali non consentono purtroppo di ritrovarsi per l'ormai tradizionale, seppur contenuto, abbraccio solidale nel centro di Udine. Ma, come per la passata edizione, il Covid non ferma il sostegno alla ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare della Fondazione Teleton. La staffetta dunque si trasferisce in modalità da remoto. Le squadre, oltre 160 quelle che hanno già aderito, e i singoli atleti potranno continuare a iscriversi sul sito teletonudine.it per correre per una cura. Registrandosi online riceveranno tutte le indicazioni che permetteranno da qualsiasi località di partecipare alla staffetta udinese a partire da venerdì 26 novembre fino a domenica 5 dicembre. I team, come sempre formati da 24 frazionisti, avranno la possibilità di organizzare con i propri capi squadra
tante piccole staffette Teleton, ritrovandosi in campi sportivi, percorsi vita o piste di atletica, anche oltre i confini regionali, rendendo anche questa edizione a distanza un momento speciale e un modo per essere comunque vicini alla ricerca e alle tante persone che attendono una cura. In via Cividale a Udine, dopo 20 anni, tornano a riaccendersi le luci di Udine. L'iniziativa è dei commercianti della zona che si sono riuniti in un sodalizio. Sentiamo. Finalmente via Cividale ha le sue luci. Sì, finalmente siamo riusciti, grazie alla nostra associazione Porta Cividale, abbiamo coinvolto tutti i commercianti della via, abbiamo avuto anche l'aiuto da parte di alcuni privati che ci hanno sostenuto economicamente per poter mettere le luci. Le luci mancano da almeno una ventina d'anni, era un peccato non farlo, è il senso del Natale la luce, per cui siamo felici di averle rifatte, penso che i nostri clienti saranno soddisfatti di passare in una via illuminata. Questa associazione parte un po' da lontano, è tornata fuori adesso in auge nuovamente, però è una storia antica. Ci siamo costituiti negli anni '80, poi ci sono stati degli anni un po' in cui ci siamo fermati per tanti motivi. L'abbiamo recuperata, l'atto costitutivo è ancora valido, non l'abbiamo mai cessata, l'abbiamo ripresa in mano, abbiamo rifatto il rinnovo delle cariche pensiamo di lanciare un appello proprio a tutti i commercianti della via perché si associno e il prossimo anno, se siamo in tanti, riusciamo a fare di nuovo le luci, magari anche qualche altra bella iniziativa. Post-Covid cercheremo di fare più animazione, più tutto quello che si riesce a fare in più per dare anche alle persone della via qualcosa. Siamo al calcio, altra sconfitta ieri per il Pordenone al Tegil contro l'Ascoli. Al termine della gara mister Tedino si è addossato la responsabilità di questo nuovo KO, lo sentiamo. Siccome il responsabile tecnico sono io, è normale che in questo momento qua sia molto autocritico. Abbiamo fatto secondo me una buonissima mezz'ora contro una squadra che sappiamo che ha delle qualità ben precise sul piano del palleggio e alla prima difficoltà abbiamo abbassato un po' la testa. E questa è una cosa che mi ha veramente preoccupato molto perché possiamo avere tutto ma non paura di niente, dobbiamo essere con la spina dorsale bella diritta e assumersi delle proprie responsabilità, quindi il primo responsabile sono io, lo sottolineo, quindi devo cercare in tutte le maniere di raddrizzare questa situazione. Io mi aspettavo questo tipo di partita. Probabilmente noi abbiamo avuto un'occasione veramente molto importante per sbloccarla e quello era un ingrediente importante in questo momento. Non siamo riusciti a sbloccarla su una situazione con una bellissima azione non conclusa bene, quindi abbiamo subito questo gol evitabile. Però già 2 minuti prima la squadra aveva avuto un atteggiamento più superficiale. Bisogna assumersi le proprie responsabilità e sapere che stiamo facendo poco per quello che serve per salvarsi. Dobbiamo fare di più, dobbiamo vincere più duelli individuali, bisogna incrementare ancora di più il discorso della finalizzazione e delle scelte finali. E per ora è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.